Buongiorno Renzo, come stai? Professor Maggi, mitico professor Maggi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ripreso, ogni tanto riprendiamo, andiamo Sì, con il nostro sprizzetto. siamo dei ragazzi. Siamo incostanti. Siamo incostanti. Però è un pregio o un difetto secondo te? Beh, è un piccolo difetto, noi dovremmo migliorare, però sicuramente è il bello della diretta. Però cioè, la linearità è noiosa. Sì, Quindi- è scontata. È scontata, Allora, no? noi siamo sempre quelli, quindi caro professor Maggi, felicissimo di rivederla al Anch'io. Cristallo di Rovigo. Bravo, bravissimo. Poi tra professor l'altro Maggi. un sacco di argomenti, per esempio il ritorno di Fini, Il perlomeno ritorno di Fini. il calo demografico e le polemiche di Lollobrigida. Osteria. Poi cosa c'è? Temi attualissimi. Altro tema abbastanza attuale, la Santanchè che è stata accusata di aver fatto uno spot prendendo addirittura l'immagine della Slovenia. Sì, lì è Ne approfittiamo, ne abbiamo un sacco di carne al fuoco. Ma sa quindi- cosa dicono di lei? Sì. Che lei è un mito. Sì. Quindi lei si potrebbe anche definire un 883. Si ricorda la canzone degli 883? Sì. Sei un mito. Allora, E noi che siamo figli degli anni Ottanta. noi che siamo proprio figli degli anni degli 80, le canzoni degli 883 sono tutte nostre. Allora, ma cosa ne pensi della... Allora, è stato un errore lessicale da parte di Lollobrigida, effettivamente il calo demografico c'è. Osteria se c'è. Il calo demografico secondo te c'è perché è molto più comodo non avere figli o perché manca le strutture del welfare? Asili, perché qualcuno dice giustamente, l'ho visto su Crozza, c'è la parola a 5 lettere per evitare il calo demografico. Asili è una di queste varianti. In Germania, per esempio, hanno 2,3 figli a testa, noi siamo 0,9, 0,8. Posso dirle una cosa? Le faccio una domanda. Lei ha figli? Io ne ho due. Lei è una persona molto seria perché due, cioè c'è Sì, la ho fatto perfetta. pari. No, ma c'è la perfetta. Sì. Io invece purtroppo figli non ne ho. E quindi non so cosa vuol dire. So cosa vuol dire. Quando in una famiglia non si hanno figli si assiste ad una cosa però. Non ti accorgi quasi del passare del tempo. Quello è vero. Se hai figli Quello è crescono vero. ti rendi conto. Io ho visto crescere la mia nipotina, ma insomma non era la stessa cosa. Non avevi sotto vista tutti No, i secondi. infatti, vero? però Vero. secondo me una delle motivazioni reali è la superficialità con la quale il nostro paese guarda ai servizi per la famiglia. Quindi questa è una delle cause. È una delle cause, non la unica causa, anzi, ma è una delle concause importanti perché la famiglia costa servizi possibilmente a costi bassi. Però è una delle cause. Dopo sentivo. Perché uno dove lascia, sì. una società che cresce parallelamente all'aumento del posto di lavoro, alla tecnologia, al fatto che la donna è entrata massicciamente nel mondo del lavoro, per cui bisognava Ha dovuto rinunciare, esatto. bisognava immediatamente mettere i servizi, proprio perché continuasse ad essere mamma e potesse lavorare, la sua vocazione. E quindi questo è un ritardo, mi consenta un ritardo culturale e metodologico. Primo lo ha detto il ministro Lollobrigida stesso, ha detto sono un ignorante, non un razzista. Ha detto una cosa vera, L'ha detto poveretto. dopo però. L'ha detto dopo, però Dopo. pensare che vi è un disegno strategico di pulizia, questa è che ha voluto evidentemente davanti alla televisione o nell'incontro che è stato pubblico fare un'affermazione roboante e quindi con alcuni aspetti. E a boomerang gli è tornato a indietro nei boomerang, denti. sì, infatti sì, perché o sei ben ferrato. Però ha detto una grande verità Sì. e noi in questa provincia abbiamo più di tutte le altre province del Veneto un grande crollo non solo di nascite, ma abbiamo proprio un crollo della popolazione, siamo meno di 227.000 persone. Perché si fanno meno figli o perché tanti vanno via? Perché poi dopo in un'altra variante. Si fanno meno figli unitamente al fatto che
che molti ragazzi attratti da posti di lavoro, ma non è che vanno tanto lontano, al di là di quelli che vanno all'estero, a Londra o in Inghilterra, dove negli Stati Uniti molti più, in Inghilterra dove vi è un'attrazione di un lavoro di qualità, però le opportunità di lavoro di un certo tipo sono calate molto, anzi spesso non ci sono, quindi abbiamo, guardi che è drammatica la situazione della provincia di Rovigo, drammatica. basta girare i nostri paesi, vediamo che l'età media è molto alta. Drammatica. Si vedono molto meno ragazzi e molto più perché anziani. poi i ragazzi se ne vanno, trovano opportunità di lavoro in provincia di Padova, in provincia di Vicenza, in provincia di Venezia, vanno all'università, conoscono i ragazzi delle ragazze, le ragazze dei ragazzi, si conoscono, si innamorano, si sposano e rimangono là. E abbandonano il paesello. E abbandonano il cosiddetto paesello. Però, ecco, questa è forse, è la vera grande emergenza degli anni. E quindi, in 2 parole, cosa si potrebbe fare? Amico mio, lei è sempre molto simpatico, ma anche molto sintetico, sì. In 2 parole. 3, te ne concedo 3. Facciamo 3. Per fare figli bisogna rimettere in moto la società, rimetterla in moto, perché a un certo punto si è fermato, come tu l'auto si ferma, se devi... Sì, anche il gesto ricorda altre cose. No, il mio era così, era una spinta alla macchina. Però anche questo potrebbe essere. Posso dirle, signor Maggi? Che sono birichino. Lei è malizioso. No, perché tu poi l'hai insistito più di una volta. Il professor Maggi è malizioso, quindi, con 2 L, malizioso. Mettiamo tra la lista delle cose che purtroppo nella nostra provincia in particolare è un'emergenza. È una vera emergenza. È questa. Vabbè. Auguri e buona giornata a tutti. Caffè finito? Spremuta finita. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.